È una testimonianza questa di Gianandrea Mencini, molto importante perché è un'indagine relativa a quello che accade nelle nostre campagne, soprattutto nelle campagne montane e collinari, dove lo sfruttamento e la monocultura sta portando dei problemi alla biodiversità, problemi all'ambiente, problemi alle falde acquifere. Mi riferisco soprattutto alla monocultura vitivinicola che porta pesticidi, porta chimica anche laddove non dovrebbe esserci. E quindi un impatto ambientale molto forte. Noi come Regione abbiamo il monitoraggio fatto dalla stessa Regione sul raggiungimento degli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e per quanto riguarda l'obiettivo Vita sulla Terra siamo molto lontani dal raggiungere quell'obiettivo. Questo è un problema. I dati ce lo dicono, in Veneto nel 2021 sono stati utilizzati 15,8 milioni di chili di pesticidi. In Veneto abbiamo raggiunto i 101.000 ettari di terreni coltivati a viticoltura e in Veneto solo nel periodo 2009-2019 sono stati dati solo al settore vitivinicolo ben 580 milioni di euro, 58 milioni di euro a fondo perduto l'anno di media, in 10 anni parliamo di più di mezzo miliardo. Dovremmo stare molto più attenti a come utilizzare questi soldi, dovremmo usare questi soldi anche per aiutare le coltivazioni sostenibili, mi riferisco alle coltivazioni biologiche. Purtroppo invece abbiamo avuto un calo dal 2021 al 2023 della percentuale di territorio coltivato ad agricoltura biologica che è passata dal 6 al 5%, con un calo di 8.500 ettari in meno di terreni coltivati ad agricoltura biologica. E poi abbiamo delle ripercussioni sull'ambiente perché tutti i dati della nostra agenzia ambientale, ovvero dell'ARPAV, ci dicono come troviamo i residui di questi pesticidi nelle acque superficiali, nei nostri fiumi, che poi vanno a finire in mare. Questo non va bene perché vuol dire perdere anche biodiversità, oltre che inquinare l'ambiente, ma vuol dire anche attaccare la salute dei cittadini. In Commissione Legalità abbiamo approfondito la questione degli incidenti sul lavoro, delle malattie professionali e lì è emerso come siano stati rilevati recentemente 4 casi di Parkinson strettamente correlati all'utilizzo di pesticidi in viticoltura. Quindi difendere l'ambiente, difendere la biodiversità, portare il Veneto ad aumentare gli investimenti in agricoltura sostenibile, agricoltura biologica vuol dire non solo difendere appunto l'ambiente e la biodiversità, ma vuol dire difendere beni primari come l'acqua e difendere la nostra salute. Un libro d'inchiesta, il secondo libro d'inchiesta, il primo era stato Pascoli di carta, dove ho affrontato un tema molto delicato delle speculazioni nelle alpeggi, le mafie dei pascoli. Questo è Bioversità, invece ho affrontato l'impatto che hanno le grandi monoculture nelle terre alte e quindi in montagna, in collina e affrontando monoculture molto particolari e conosciute come quella del prosecco del nord-est, delle mele nella Val di Non e poi ancora anche tutta la questione delle produzioni dei noccioleti che hanno presenti nel centro Italia ma che si stanno diffondendo anche nella zona del nord Italia. È evidente che le monoculture, così come sono intese, hanno bisogno e usano prodotti chimici, pesticidi o fitofarmaci, come si vogliono chiamare, e questo certo permette una produzione intensiva come richiesta dalla grande distribuzione, ma anche delle conseguenze di natura ambientale, di natura sanitaria, come riportano numerosi studi, report, eccetera. E quindi ho cercato anche questa volta di dare spazio non solo alla ricchezza che portano queste grandi produzioni, ma anche alle conseguenze che hanno sul territorio. Non è solo un libro inchiesta in negativo, ci mancherebbe, non è neanche un libro contro queste monoculture, ma dimostrare che c'è anche chi produce in modo differente, tipo biologico, biodinamico e con l'attenzione al territorio che lo circonda. E quindi ci sono incontrato e racconto un cammino, un viaggio che ho fatto in Italia incontrando altre aziende che producono questi stessi prodotti del vino, delle nocciole, ma
in modo compatibile, biologico, con molta attenzione al territorio e anche alle tradizionali colture del territorio dove si trovano, autoctone, eccetera, dando quindi anche un esempio importante della presenza forte nel nostro paese della biodiversità agricola.